corruzione delle mafie è un elemento assolutamente fuorviante. Se le mafie stanno risalendo il paese è non perché trovano rispondenza nella cultura diffusa. Io non mi permetterò mai di dire, se un clan camorristico viene scoperto a Mestre, che in fondo tutto sommato la cultura civica si è dimostrata incapace. La cultura civica di per sé non è sufficiente a fermare. Le mafie hanno una via economica, hanno una convenienza economica e sono a loro volta una convenienza economica. È nei circuiti economici che bisogna andare a studiare il radicamento delle mafie. Per cui, ammesso che nella storia il circuito mafioso nel sud si è formato per mentalità, state sicuri che al nord si formerà per convenienza economica. E laddove troverà dei sistemi clientelari e dei sistemi illegali non criminali, prima o poi si impossesserà di quei circuiti criminali e illegali. Questa è la storia. La storia dei rifiuti, secondo me, lo dimostra pienamente. Grazie a Isaia Sales. Mi sembra che le questioni sul piatto siano parecchie e diversificate. Non so se c'è qualche intervento, qualcuno vuole o domande o riflessioni, è il momento, diciamo così, che abbiamo ancora a disposizione un po' di tempo, per cui potremmo cercare di allargare il tavolo. Carlo. Allora, al di là di ringraziare Gianni Belloni perché ha rivolto l'invito a questa serata, che ringrazio. Sì, Carlo, non Guglielmo, eccetera. Prima di tutto, dopo aver sentito tutta questa serie di interessantissime considerazioni e anche dei dati, mi premeva fare una piccola considerazione. Io sono direttore dell'ARPA, dal famoso referendum del 93, dopo le regioni fecero creare le varie ARPA, c'era la separazione, qualcuno di voi si ricorda, nacquero queste agenzie che sono 21, non sono 20 perché è nato la Generale. Un dato importante, io sono qui da 2 anni, mi occupo di ambiente dall'88, però un'occasione e un dato rassicurante, almeno per noi in Veneto, ci tenevo a darlo. Quando si va a Roma nell'assemblea delle ARPA nazionali, l'ARPA Veneto, non perché ci sia io, ma perché ci sono attualmente 1083 persone che a vario titolo ogni mattina si alzano e fanno una serie di attività programmate per monitorare l'acqua, l'aria, i rifiuti e quant'altro, che a detta degli operatori nazionali sono sul podio. L'ARPA Veneto dovrebbe essere una delle 3 ARPA più efficaci e efficienti d'Italia, quindi questo, i controlli dalla parte nostra ci sono. Per cui ci tenevo a dare, perché la situazione, il panorama esposto condivisibile assolutamente è veramente preoccupante. Se posso dare 2 o 3 flash, perché ho una passione, non è un lavoro mio di occuparmi dei rifiuti, l'idea dell'assessore Lettin perfetta. Io però ricordo anche una cosa, che queste persone, l'illegalità, che io sono austro-napoletano, nato a Padova, non è solo campano, sono napoletano perché parla lombardo, parla veneto, parla emiliano, parla quant'altro, deriva anche da un'altra cosa, che queste persone, questa organizzazione studiano molto bene le leggi. Se noi ricordiamo il 1982, se faccio una domanda a chi si ricorda, non parlo ai più giovani, ma mi vengono in mente i mondiali di calcio, Rossi, Tardelli, Altobelli. Io mi ricordo di PR 915 dell'82, che è un'altra cosa, è la prima pietra, la prima legge importante che ha messo una serie di reti, ha messo una serie di paletti per poter andare a indirizzare quella che è la normativa ambientale. Poi ci sono stati ulteriori sviluppi, il decreto Ronchi, favoloso per tanti aspetti, migliorabile, è stato migliorato. Faccio un esempio per tanti: c'erano 3 impianti in Italia che trattavano un rifiuto tossico nocivo per metalli, le polveri da abbattimento fluido degli inceneritori, o meglio, ritorno con esattezza, delle acciaierie, ne abbiamo in Veneto, in Friuli, dappertutto eccetera. Quello era un materiale che andava in 3 impianti in Italia, una a Brescia, una a Pavia, una in provincia di Milano. Materiale che andava, veniva inertizzato, veniva in discarica di ex 2B per tossici, era controllato tutto, era un ciclo chiuso. Chi, le forze dell'ordine, coloro che andavano a controllare questo materiale, potevano controllare all'ultimo grammo questo materiale. Con questo decreto non ottimo per tanti aspetti, hanno studiato un varco e sono riusciti a far sì che questo materiale, che prima aveva un'unica destinazione, la discarica per tossici 2B, all'epoca 2C,
si chiamava, oppure la 2B dopo l'inattivizzazione, poteva essere utilizzata in minima parte, l'1%, 2%, per andare a lavorare nelle fornaci, per essere utilizzato nel mescolo per fare laterizi e quant'altro. Chi furbamente interpretava la normativa in quel caso lì cosa ha fatto? È riuscito a entrare come burro e andando in fornaci, in Campania, in Puglia e quant'altro ha bypassato questi impianti e anziché andare ad addizionare all'1% al 2% qualcuno parla che ha addizionato mattoni al 70%, che poi erano stridi da costruzione, era impossibile metterli sul mercato per costruire un edificio o quant'altro, e andavano, era uno scatto di produzione dove andavano in discariche di prima categoria che erano delle cave un poco più, che non erano impermeabilizzate o quant'altro. Quindi questo per dirvi che ovviamente il tema principale, al di là dell'evoluzione della normativa, è sempre quello di cercare di perfezionarla al meglio, per dopo noi andiamo ovviamente a controllare e cerchiamo di inchiodare coloro i quali cercano di commettere dei reati o quant'altro. Però fondamentale è il percorso che deve andare a cercare di migliorare. Un ultimo flash, come ha detto giustamente i mercati adesso che imputano timore eccetera. Io sono preoccupatissimo per il settore dei Balcani, perché il mercato del transfrontaliero attualmente è un mercato che una persona, un ecomafioso, come volete chiamarlo voi, una persona che vive di legalità nel settore dei rifiuti, che si presenta bene, educato, con nozioni perfette nell'ambiente, sta studiando quello e sta operando nel fatto di portare questi materiali all'estero. Noi controlliamo cosa? Controlliamo l'analisi, controlliamo il tutto, controlliamo fino al confine, che si separa noi, carabinieri o quant'altro lo stesso, da lì in poi non sappiamo. Anni fa mi ricordo che qua anche Marghera fu coinvolta, diciamo, perché ricordate la Caraibi e la Jolly Rosso, le famose navi rivereni che vengono scoperte in libero 30 anni fa, quelle navi là 30 anni fa, delle persone che uno in maniera molto scorretta nei confronti con i popoli là, dice i beduini si sono accorti allora 30 anni fa e ci hanno rimandato i rifiuti. Se ne sono accorti 30 anni fa, non avendo una normativa, hanno capito cosa gli stavano portando e ce l'hanno ricacciato indietro. La mia paura è che qualcuno dall'estero possa fare il doppio business, che però un po' ci ricaccia indietro facendoci pagare alla collettività quei rifiuti che sono attuali là, e attualmente se escono il controllo è perfetto. Però c'era un film, non so se era Alberto Sordi o chi, che voleva sposarsi e gli avevano fatto guardare un album di foto eccetera, che doveva sposare una moglie bellissima. Il fatto di poter avere il catalogo degli impianti che sulla carta hanno un'autorizzazione perfetta, che sono biondi con gli occhi azzurri, e che poi all'estero con uno a vedere non sono così, però le nostre forze dell'ordine, coloro che collaborano con noi in quant'altro, noi ci fermiamo un confine. Questo è un altro tema caldissimo che deve occuparsi nelle strategie, nell'evoluzione politica, soprattutto nella strategia dell'Unione Europea. Noi parliamo di Europa, qui guardiamo il nostro giardino di casa nostro. Per cui al di là di ringraziare veramente gli organizzatori e di avvertirmi, chiedo una preghiera di avvertirmi i prossimi vostri interventi, che mi farà sicuramente piacere essere presente, vi assicuro che terremo qua fino alle 10:30 stasera, perché è una passione, non è un lavoro per me occuparmi dell'ambiente. Grazie ancora, le attività, gli spicchi, le considerazioni sono tantissime. Noi tutti però possiamo fare una cosa, che come la Coca-Cola anche a Natale ogni anno ci fa lo spot per ricordarci che la Coca-Cola esiste e non ce n'è bisogno, ogni occasione che c'è per parlare di ambiente è un momento d'oro, perché dobbiamo continuare a parlare di ambiente per tenere alta, altissima, ancora più alta l'attenzione su questo tema, perché le leggi ambientali dovranno essere costantemente migliorate. Grazie. Grazie al direttore dall'ARPA Veneto. Un altro sguardo e altri stimoli rispetto ad esempio alla questione dei mercati internazionali. Se c'è qualche altro intervento, so che qua ci sono operatori appassionati. Diceva prima, noi citiamo il dato, adesso la riduzione dei costi per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti dal nord al sud in alcuni casi toccava la punta dell'80%. No, un dato che viene, quindi era estremamente conveniente, no, rivolgersi a servizi di questo tipo. Si diceva prima, bisogna, i camorristi, i mafiosi studiano bene le leggi, no? Diceva prima il direttore dell'ARPA. In realtà i camorristi trovano anche qui professionisti, consulenti che conoscono bene le leggi e sono disponibili a offrire il loro servizio. Io mi fermo qui, vi ringrazio ancora
Anthony Candiello dell'Assemblea contro il rischio chimico. Sì, grazie. Giusto per richiamare la questione dell'opinione pubblica, nel senso che appunto il tema ambientale è di una complessità inaudita, questo va detto, perché altrimenti sembra tutto semplice. In realtà gli operatori che hanno competenze mirate, specifiche, di tipo giurisprudenziale, di tipo ingegneristico o di altro ancora, conoscono bene le amministrazioni pubbliche. I cittadini non possono avere tutte queste competenze, tra l'altro tutte insieme. Noi abbiamo fatto un tentativo, sono 10 anni che siamo attivi su questo tema e un pochino abbiamo imparato, però va detto che la questione per esempio delle leggi, la camorra, non so, le mafie possono studiarsi delle leggi, ok? Gli imprenditori con finalità non del tutto corrette possono studiarsele, possono pagarsi i consulenti, però questo va contro quello, come dire, dall'altra parte ci vorrebbe una semplicità, tra virgolette, delle leggi in modo che siano comprensibili immediatamente, in modo che un cittadino si possa rendere conto in una parte del ciclo produttivo che vede se c'è qualcosa che non torna. Questo a mio avviso potrebbe essere, come dire, un percorso, perché quello che noi abbiamo visto già nel 2002 quando è successa la questione incidente su Cogene, abbiamo cominciato a orientarci su Marghera, era la complessità e la numerosità anche dei soggetti. Qui abbiamo visto ARPA, abbiamo visto Provincia di Venezia, ma c'è il Magistrato delle Acque, ci sono tutte le strutture comunali, provinciali, regionali, le competenze sono distribuite in maniera un po' disordinata, va detto. Quindi noi abbiamo parlato all'inizio con una cosa con 10-15 soggetti diversi senza neanche cominciare a capirci qualcosa, perché uno parlava solo di acqua, l'altro parlava solo di leggi, l'altro parlava solo di programmazione, un altro parlava solo di autorizzazione di impianti e questo non aiuta. Quindi è un po' per dire, no? Perché alla fine l'opacità, la complessità, la tecnicalità della questione e poi si sposa con cosa? Con la grande opera che è opaca, nascosta, diventa, basta, io sto dicendo però scusate, i padroni del Veneto di Mazzara, quindi capirete di cosa sto parlando e questo praticamente è una barriera invalicabile perché noi stessi che 10 anni abbiamo studiato le cose, molti degli aspetti che adesso stanno venendo fuori non li sapevamo e questo è un paradosso. Allora, qual è la risposta, a mio avviso, banale se vogliamo, però è quella che manca, va detto, la trasparenza, la consapevolezza dei cittadini che noi abbiamo cercato di portare, questo noi l'abbiamo fatto nel nostro piccolo, quindi la Marghera, Venezia è una comunità assolutamente consapevole in confronto ad esempio a quella che viviamo nel sud Italia, la Taranto, l'Ilva, situazioni di questo tipo. E poi io direi maggiore semplicità. Qui abbiamo esperti di leggi, abbiamo anche Claudia, insomma altre persone che di questo si occupano proprio professionalmente, ma evidentemente c'è qualcosa che non va, cioè se le leggi consentono a dei soggetti criminali di inserirsi dentro con dei trucchi, ma non consentono dall'altra parte alla cittadinanza di comprenderli, evidentemente c'è il problema. Questa è un po' la mia provocazione. Grazie. Vorrei precisare che dal punto di vista delle notizie su quanti sono i rifiuti pericolosi in Italia, ecco, la rivista nel saggio di Fortini elenca, cioè noi abbiamo 11 milioni di tonnellate di rifiuti industriali. I rifiuti industriali poi possono essere pericolosi, tossici, c'è non sono tutti allo stesso modo, quindi noi sappiamo in Italia quant'è la produzione. Anche qui sappiamo in Italia dov'è l'apparato industriale, sappiamo che è concentrato in alcune aree del paese, sappiamo che il Sud contribuisce a questo apparato industriale per una percentuale che è attorno al 20%. Com'è che ci siamo trovati che lo smaltimento dei rifiuti industriali è avvenuto nella parte dove c'è meno apparato industriale? E allora qui dobbiamo dire che c'è un problema di legislazione, c'è un problema di impiantistica, c'è un problema di costi. Quando
quant'è che si forma un circuito illegale? A volte il circuito illegale si forma non per distrazione del pubblico, a volte i circuiti illegali si formano per concessione del pubblico. Vi faccio due esempi: il contrabbando e i rifiuti tossici. Teoricamente non hanno niente a che fare. A Napoli in genere, se voi vedete comparire i banchetti di sigarette di contrabbando, vuol dire non è che si sono allentati i controlli pubblici, non è che la camorra è diventata più forte, semplicemente il pubblico ha deciso in quel periodo di non reprimere il mercato perché ha timore che una parte della popolazione ha bisogno in qualche modo di campare. Meglio 10 pacchetti di sigarette di contrabbando che un furto in un appartamento. Meglio uno che campa di contrabbando che uno che va a scippare. Sono considerazioni che secondo voi si fanno a tavolino? Non si fanno a tavolino, ma la modalità con cui un mercato si reprime è una modalità politica, cioè a volte concedi un margine di illegalità maggiore, a volte lo restringi. Cioè, quando si è voluto chiudere il traffico di contrabbando in Puglia lo si è chiuso. Quando lo si è chiuso? Quando i contrabbandieri avevano formato dei gipponi come dei carri armati per cui sfidavano apertamente, diciamo, il controllo, il monopolio dello Stato. Hanno esagerato loro, ma se non avessero esagerato loro noi avremmo avuto una maggiore tolleranza dei mercati di contrabbando. Ci sono dei mercati illegali che calmierano la tensione sociale. Il mercato illegale dei rifiuti calmiera le difficoltà dell'economia? Sì. Cioè, quando c'è una crisi economica, una difficoltà economica di alcune imprese, è molto facile far abbassare i prezzi. La modalità per far abbassare i costi dell'impresa è consentire un circuito illegale. Allora, come dire, tutte le altre cose sono correlate a queste, però noi dobbiamo fare in modo che non ci siano pretesti. Quanti impianti? Gli impianti al nord sono sufficienti per smaltire i rifiuti industriali? Se uno va a fare, si parla di macro regioni, forse sarebbe opportuno che si facesse una verifica da questo punto di vista, quest'area quando produce, quanti impianti ci stanno, e se per un caso qualsiasi gli impianti ricevono materia inferiore a quanto è la produzione, insomma la verifica non dico che è immediata, ma insomma si potrebbe abbastanza fare. C'è di più, possiamo consentirci controlli differenziati regione per regione? Questo è un campo in cui l'autonomia regionale non deve in qualche modo cedere autorità a qualche cosa di unificante. Cioè ci possiamo consentire, come dire, paradossalmente che funzioni in Veneto un sistema di controlli ed è efficiente, favorisce lo smaltimento laddove i controlli sono meno efficienti. Cioè tu puoi avere addirittura questo paradosso: io qui controllo eccetera eccetera, bene, visto che i controlli sono molto forti allora vado laddove non c'è controllo. Quindi anche qui forse una cessione di qualche autonomia per un ragionamento più generale. Terza cosa, forse se noi spendiamo molti soldi per contrastare le mafie, al pubblico incassare €1 in meno per un impianto forse converrebbe, perché se tu incassi €1 in meno per un impianto, se fai abbassare i costi, quindi lo porti nel circuito pubblico, perché non abbiamo a che fare con rifiuti, come dire, difficilmente trattabili. Ormai le tecniche sono in grado di affrontare qualsiasi rifiuto tossico, pericoloso eccetera, quindi non è un problema di tecnica. Quando li vediamo smaltire fuori dal circuito pubblico non è perché non lo si può fare nel circuito pubblico, perché il costo è elevato. Non ci conviene fare un ragionamento sui prezzi per cui abbassiamo, forse il pubblico incassa quando è pubblico qualcosa in meno, ma non deve finanziare la repressione. Cioè voglio dire, qui bisogna fare un ragionamento costi e benefici, perché altrimenti non ne usciamo. Mi riguarda il servizio ambiente della provincia di Venezia. Io sono uno di quelli che
si trova diciamo, nei punti di cerniera, io ritengo, un po' del sistema di controllo, nel senso che noi anche autorizziamo, facciamo le famose autorizzazioni che cerchiamo di fare belle e perfette, purtroppo non sono sempre così, che in passato, se volete anche per cultura, venivano ridigevano come dei belli pezzi di carta, e che oggi io credo abbiano bisogno anche di essere un po' riqualificate nel loro ruolo. Noi stessi crederci in più, perché sono strumenti di controllo preventivo che consentono poi ai colleghi appunto di ARPA e Innove del Corpo Forestale, con i quali tra l'altro collaboriamo molto strettamente, ma che devono essere, dicevo, anche riqualificate agli occhi dell'opinione pubblica e dell'imprenditore. Se da un lato è vero che la parola burocrazia fa pensare ai poteri forti, ai poteri dell'amministrazione, ai poteri interdittivi, qualcosa che ti soffoca, che in Italia qualche esempio purtroppo ce n'è, dall'altro anche devono essere lo specchio della regola, possibilmente semplice. Per questo colgo effettivamente l'auspicio di poter semplificare una cosa complessa come la normativa ambientale, ma ci deve essere la certezza della regola. Noi stiamo vivendo da qualche anno a questa parte l'assalto da parte legittimo, se volete, da parte del mondo imprenditoriale di affondare nel burro di cui parlava il dottor Pepe poco fa, che è il burro delle materie prime secondarie, cioè il meccanismo per cui tutto ciò che è rifiuto che dovrebbe andare in discarica poi in realtà deve essere riciclato nei materiali che utilizziamo ogni giorno, le plastiche, i materiali edilizi, sotto le strade, nelle bottiglie di vetro che nella nostra acqua. Ecco, c'è un valore di mercato, un mercato legale che dietro ha una potenzialità illegale molto forte. Ci sono sistemi di clientele anche nel nostro territorio che per combattere la burocrazia, perché l'impresa è sempre bello, anche spingono e fanno pressioni forti in determinate direzioni. Bene, allora è arrivato il momento di dare forza al valore della regola. La regola, se è fatta bene, se è applicata, va difesa fino in fondo, va difesa anche le persone che cercano di mettere in pratica con, speriamo, buon senso. Quindi un invito anche a stare attenti al lavoro che fanno le pubbliche amministrazioni e un invito a sostenere quelle che lo fanno bene. Grazie, buonasera. Ecco, nel caso del settore ambiente della provincia di Venezia abbiamo un caso non solo di chi la fa bene, ma anche innova procedure e capacità di regolativa, ad esempio con un'esperienza molto interessante che potremmo prendere in esame, che è quello di un tavolo interforze dei vari soggetti che si occupano di controlli ambientali per mettersi d'accordo su quelli che sono gli interventi e le priorità utili, per cui qui nella provincia di Venezia questa cosa funziona ed è anche di esempio, di modello in tutta Italia. Quindi l'aspetto della regolazione, che poi è uno dei fili conduttori che ha dei diversi contributi di questa rivista. Non so se ci sono altri interventi o considerazioni anche magari da parte del... Se non possiamo... Provo veramente un flash così per... Vabbè, cosa diceva l'assessore, poi cosa ha detto anche Isaia Sales, mi faceva, cioè volevo solo richiamare un aspetto su cui che credo oggi sia molto importante, no? Quando si parla di fenomeni di illegalità, di criminalità, di mafie, soprattutto in aree non tradizionali. Di nuovo, no, l'abbiamo detto, è importante rendere più complesso, no? Più complessa la nostra missione, ma perché le cose sono anche cambiate. Io credo anche alla luce di quanto diceva Isaia Sales, cioè il problema non è spesso quello della come dire, estensione dell'illecito, dell'illegale cioè non sia un'estensione solo dei mercati illegali che si espandono e che quindi vanno a
contaminare, per così dire, i mercati legali. Oggi la situazione è più complicata e io credo che il fenomeno dell'ecomafia lo mostri molto bene, non è l'unico, però lo fa vedere molto bene, e che c'è una compenetrazione tra lecito e illecito, in cui il vero problema, come dire, non è più la questione si spostano i confini, è che questi confini diventano più opachi, si creano degli intrecci in cui diventa, per così dire, sempre più difficile distinguere l'impresa sana dall'impresa cattiva. Ma se vogliamo parlare di imprese, perché poi c'è il problema che riguarda gli amministratori, la politica e così via dicendo. Quindi è molto importante. Io naturalmente condivido la lettura che faceva prima Isaia Sales sui processi di diffusione anche nelle aree non tradizionali, no? Andiamo a guardare non tanto i vettori della diffusione, non sono quelli di tipo culturale, ma vanno rintracciati, diceva Isaia Sales, nei circuiti economici. Io credo che questo sia importante, però mi pare che continui ad essere predominante una lettura di tipo diverso. L'idea è sempre quella della società sana che viene aggredita dall'esterno, come dimostra il caso dell'ecomafia, come dimostra anche quanto ci diceva prima l'assessore. Bisogna cominciare a guardare la società, perché nella società che si trovano dei fattori che la rendono più vulnerabile nelle società locali, oppure in alcuni casi delle condizioni che funzionano da fattori di attrazione per le donne, no? Come ha ripetuto più volte Isaia Sales, i camorristi sono stati chiamati e noi adesso stiamo lavorando un gruppo di ricerca sulla diffusione delle mafie appunto nel nord, e la cosa che troviamo è derivo al servizio ambiente della provincia di Venezia. Io sono uno di quelli che si trova nei punti di cerniera, io ritengo un po' del sistema di controllo, nel senso che noi anche autorizziamo, facciamo le famose autorizzazioni che cerchiamo di fare belle e perfette, purtroppo non sono sempre così, che in passato, sicuramente anche per cultura, venivano ridigevano come dei belli pezzi di carta, e che oggi io credo abbiano bisogno anche di essere un po' riqualificate nel loro ruolo. Noi stessi crederci in più, perché sono strumenti di controllo preventivo che consentono poi ai colleghi appunto di ARPA e il NOE, del Corpo Forestale, con i quali tra l'altro collaboriamo molto strettamente, ma che devono essere, dicevo, anche riqualificate agli occhi dell'opinione pubblica e dell'imprenditore, perché se da un lato è vero che la parola burocrazia fa pensare ai poteri forti, ai poteri dell'amministrazione, ai poteri interdittivi, qualcosa che ti soffoca, e in Italia qualche esempio purtroppo ce n'è, dall'altro anche devono essere lo specchio della regola, possibilmente semplice. Per questo pongo effettivamente l'auspicio di poter semplificare una cosa complessa come quella della normativa ambientale, ma ci deve essere la certezza della regola. Noi stiamo vivendo da qualche anno a questa parte l'assalto da parte legittimo soletta da parte del mondo imprenditoriale di affondare nel burro di cui parlava il dottor Pepe poco fa, che è il burro delle materie prime secondarie, cioè il meccanismo per cui tutto ciò che è rifiuto che dovrebbe andare in discarica poi in realtà deve essere riciclato nei materiali che utilizziamo ogni giorno, le plastiche, i materiali edilizi, sotto le strade, le bottiglie di vetro che nella nostra acqua. Ecco, c'è un valore di mercato, un mercato legale che dietro ha una potenzialità illegale molto forte. Ci sono sistemi di clientela anche nel nostro territorio che per combattere la burocrazia, perché l'impresa è sempre bello, anche spingono e fanno pressioni forti in determinate direzioni. Bene, allora è arrivato il momento
di dare forza al valore della regola. La regola, se è fatta bene, se è applicata, va difesa fino in fondo e vanno difese anche le persone che cercano di metterla in pratica con, speriamo, buon senso. Quindi un invito anche a stare attenti al lavoro che fanno le pubbliche amministrazioni e un invito a sostenere quelle che lo fanno bene. Grazie, buonasera. Ecco, nel caso del settore ambiente nella provincia di Venezia abbiamo un caso non solo di chi la fa bene ma anche innova procedure e capacità di regolativa, ad esempio con un'esperienza molto interessante che potremmo prendere in esame, che è quello di un tavolo interforze dei vari soggetti che si occupano di controlli ambientali per mettersi d'accordo su quelli che sono gli interventi e le priorità utili, per cui qui nella provincia di Venezia questa cosa funziona ed è anche di esempio, di modello in tutta Italia. Quindi l'aspetto della regolazione, che poi è uno dei fili conduttori che ha dei diversi contributi di questa rivista. Non so se ci sono altri interventi o considerazioni anche magari da parte del... Se non possiamo... Provo veramente un flash così per vabbè, quanto diceva l'assessore, poi quanto ha detto anche Isaia Sales mi faceva, cioè volevo solo richiamare un aspetto su cui che credo oggi sia molto importante, no? Quando si parla di fenomeni di illegalità, di criminalità, di mafie, soprattutto in aree non tradizionali. Di nuovo, no, l'abbiamo detto, è importante rendere più complesso, no? Più complessa la nostra missione, ma perché le cose sono anche cambiate, io credo anche alla luce di quanto diceva Isaia Sales, cioè il problema non è spesso quello della come dire, estensione dell'illecito, dell'illegale cioè non si ha un'estensione come dire, solo dei mercati illegali che si espandono e che quindi vanno a contaminare, per così dire, i mercati legali. Oggi la situazione è più complicata e io credo che il fenomeno dell'ecomafia lo mostri molto bene, non è l'unico, però lo fa vedere molto bene, e che c'è una compenetrazione tra lecito e illecito, in cui il vero problema, come dire, non è più la questione si spostano i confini, che questi confini diventano più opachi, si creano degli intrecci in cui diventa, per così dire, sempre più difficile distinguere l'impresa sana dall'impresa cattiva, ma se vogliamo parlare di imprese, perché poi c'è il problema che riguarda gli amministratori, la politica e così via dicendo, quindi è molto importante. Io naturalmente condivido la lettura che faceva prima Isaia Sales sui processi di diffusione anche nelle aree non tradizionali, no? Andiamo a guardare non tanto i vettori della diffusione, non sono quelli di tipo culturale, ma vanno rintracciati, diceva Isaia Sales, nei circuiti economici. Io credo che questo sia importante, però mi pare che continui ad essere predominante una lettura di tipo diverso. L'idea è sempre quella della società sana che viene aggredita dall'esterno, come dimostra il caso dell'ecomafia, come dimostra anche quanto ci diceva prima l'assessore. Bisogna cominciare a guardare la società, perché è nella società che si trovano dei fattori che la rendono più vulnerabile nelle società locali, oppure in alcuni casi delle condizioni che funzionano da fattori di attrazione per le mafie, no? Come ha ripetuto più volte Isaia Sales, i camorristi sono stati chiamati e noi adesso stiamo lavorando un gruppo di ricerca sulla diffusione delle mafie appunto nel nord, e la cosa che
troviamo e